Allora, eccoci qua, ci eravamo lasciati con una questione un po' interlocutoria. Come fare a comunicare certi regimi di sicurezza che sono obbligatori nel nostro paese a stranieri dove magari abituati a situazioni diverse? Questo diceva il Presidente Marco Micchielli. Presidente, lei ha ragione da questo punto di vista, però mi metto anche dall'altra parte. Quando io vado in un altro paese, in un'altra realtà, mi adatto, cerco di adattarmi a quelli che sono gli usi e costumi di quella realtà in ogni modo possibile. E per esempio ti offrono la tovaglietta per pulirti le mani e il viso quando vai in un ristorante in Oriente, capisci che è gradito che tu lo faccia perché si usa a fare così, al di là della piacevolezza o meno, però comunque è anche un motivo di igiene. Se io, siccome è stata una pandemia mondiale, quindi non è relativa al nostro paese, se io vado in un hotel, vedo che hanno delle accortezze, sono anche più tranquilla e rilassato perché dico almeno so che sono attenti, sono prudenti, se non ci sono mi devo stressare io che ha certe attenzioni, quindi diventa un po' pesantino la cosa, no? Non può essere. Lei ha perfettamente centrato il problema. Il problema è riuscire a trovare il giusto equilibrio fra dare la sensazione di sicurezza, di sanificazione, di pulizia. Cioè, lei si immagini solo quest'estate chi verrà in vacanza, secondo me arriverà con la damigiana della mucchina dietro la schiena, Sì. passerà le maniglie delle porte, passerà Sì, certo, si pulirà la stanza sicuro, ma ovvio. Esatto, la psicosi è quella. Noi dobbiamo essere in grado di offrire a chi viene in vacanza, da un lato la serenità, la tranquillità, la cosa. Dall'altro lato non fargli ricordare però i 2 mesi, se è italiano, i 2 mesi che ha passato. Perché se gli diamo la sensazione di essere arrivato in un Covid hospital, francamente credo che questo ospite la mattina dopo mi chiede il conto e se ne torna a casa. Quindi bisogna capire le possibilità che ci sono di poter offrire una vacanza, ripeto, il quanto più possibile simile a quella dell'anno scorso, a quella che vorremmo tutti avere, perché francamente se io devo avere, che saluto, trovo un vecchio cliente come me e mi tocca salutarlo da una parte all'altra della piscina, non mi posso sedere di fianco, gli ombrelloni saranno intanto. Tutte le spiagge stanno attrezzando per mettere giù un terzo degli ombrelloni dell'anno scorso, e già questo vi deve dare l'idea di come è la cosa. Con 30 metri, 20 metri, 50 metri quadri a seconda della località, di spazio, di Lebensraum, direbbero i tedeschi, di spazio vitale attorno al spazio franco, attorno all'ombrellone, per cui la famiglia con la quale fino all'anno scorso ti sedevi insieme, giocavi a carte, la partita in spiaggia, i bambini giocavano insieme, una sta di qua, l'altra sta di là, saluto sempre Romano, insomma, Lo so. capisce? Io spero, allora, questa non è una cosa, allora, il punto di partenza è sicuramente il governo dovrà darci una mano a trovare delle misure appunto che vadano incontro a questo tipo di esigenze che ho presentato. Dall'altro lato la speranza è che con l'estate, come tutti i virus influenzali, ma ripeto per l'ennesima volta, non sono un virologo, come tutti i virus influenzali vadano a scemare. Avremmo come buffer il mese di giugno, se a fine giugno non c'è più un caso, è sparito il virus, eccetera, si può anche, fra virgolette, rischiare, pur mantenendo normative sanitarie di igienizzazione, per carità dell'amor di Dio, però evitare di ricevere gli ospiti con la mascherina. Cioè, lei si immagina che bello è andare dal barman, si trova il barman con la mascherina, magari lei anche con la mascherina, è anche difficoltoso bere un cocktail, voglio dire. Quindi non vedo via se non la speranza appunto che il virus receda ma rapidissimamente e la possibilità di licenziare un testo di norme che tutelino la sanità pubblica primo, ovviamente, poi tutelino gli ospiti, tutelino il nostro personale dipendente e in genere tutelino l'azienda anche perché, Certo, ripeto, un'azienda che accetta di aprire perdendo soldi meriterebbe una medaglia. Se ancora gli mettiamo sulla schiena la possibilità che possa essere accusata di nefandezze, di aver contaminato Tizio Caio Sempronio, è un po'.
No, no, ma quello senza dubbio è un dato di fatto. Comunque immaginiamo che maggiori controlli forse ci dovranno essere per la tranquillità, ecco, delle persone, perché effettivamente se resterà ancora qualcosa di rischioso, siccome si dice che gli italiani staranno sull'Italia, a meno che non aprano i confini, allora molti potrebbero osare andare anche via, l'italiano sull'Italia comunque sa che cosa è passato ed è vero che cerca di rilassarsi, però cerca anche la sicurezza, questo è un dato di fatto, bisogna metterlo. Ma guardi, Cioè io pensare di andare in un hotel che magari non è attentissimo alle norme, mi ricordo l'ultimo periodo, prima che iniziasse il lockdown, io ero stata in alberghi e sinceramente lo stressino c'era, perché ormai c'era già nell'aria che questo virus incominciava a circolare e tu dicevi ma oddio, speriamo che siano bravini, che siano puliti, che vai a fare il corso in piscina, anzi, cioè, ti preoccupavi, se invece dici vado in una struttura che mi dà sicurezza, ti rilassi, dici qua so che è tutto pulito, che passano, ripassano, mi fanno vedere lo spray igienizzante, ti dà una serenità maggiore al di là di tutto. Su questo mi sento di garantire, perché io vedo la tensione che sta percorrendo il mio mondo, sono tutti alla ricerca, oltretutto devo anche dire, sono molto contento perché trovo tutti che non cercano l'escamotage, la via più facile per glissare attorno all'argomento, no, sono tutti impegnati, sono io, guardi, che sto quasi frenandoli, li sto quasi frenando perché uno vuole comprare la macchina a ozono, quell'altro vuole comprare la cosa. Dico, compra la macchina a ozono se sai che uccide il virus Covid, perché per il momento non c'è evidenza scientifica che l'ozonizzazione possa fare questo. Dopo, comprare lo stesso per carità, ma spendere 7.000 euro per il divertimento di spenderlo mi sembra un po' eccessivo. Aspetta bisogna avere un attimo certezze anche dell'applicazione, sì. No, infatti bisogna avere delle certezze, che lei dice che anche la scienza vi dia delle certezze maggiori. Chiaro, è ovvio, perché guardi, nessun imprenditore, nessun albergatore si potrà sottrarre, nessun ristoratore, nessun villaggio turistico si potrà sottrarre a fare tutti gli investimenti che sono necessari a mettere in sicurezza sanitaria la propria struttura e conseguentemente i suoi ospiti. Adesso però devo anche dire che è un fiorire, io tutte le mattine come singolo imprenditore e non come rappresentante di categoria ricevo 10 mail. Salve, siamo la ditta Pirimpetti Antonio, abbiamo un nostro brevetto che uccide il Covid, abbiamo il nostro brevetto abbiamo la linea detersivi che aveva questo, aveva quello. Un minimo di certificazione lei capisce che è necessario, anche perché altrimenti si corre il rischio di farsi una normativa fai da te interna alla struttura che non va sicuramente bene. Ripeto, no. Siamo albergatori, non siamo microbiologi o virologi. Assolutamente. Per quanto riguarda appunto il discorso differenze mare, montagna, città d'arte, abbiamo sentito più volte parlare i rifugi di montagna, dovrebbero proprio rivedere un po' anche le modalità di ricettività. Vede delle differenze sostanziali, delle maggiori agevolazioni di ripresa da una parte anziché da un'altra? Guardi, questo è un tema che dibattiamo quotidianamente con i miei veneti e a livello nazionale. Io non le so dare una risposta perché proprio ieri o l'altro ieri ero in collegamento nazionale con 50 colleghi, presidenti di tutta Italia e facevo questo ragionamento. È inutile che noi andiamo a pensare ma la gente preferirà andare in appartamento, preferirà andare in montagna, preferirà andare sul lago, preferirà andare nella città d'arte. Quello che comanda in questo tipo di situazioni è la sensazione individuale, che poi diventa anche una sensazione collettiva per carità, ma del singolo utente. Spiego meglio, qualcuno si potrà sentire più sicuro in montagna perché va a farsi la passeggiata, qualcuno si sentirà più sicuro al mare perché con l'ombrellone e molto spazio intorno si sentirà più tranquillo, qualcuno si sentirà più tranquillo in qualche altra parte, ma non c'è ancora un filone, non leggiamo, per meglio dire, ancora un filone determinato. Gli amici che affittano gli appartamenti turistici, le agenzie immobiliari che affittano gli appartamenti turistici confidano sul fatto che l'appartamento possa avere un appeal maggiore di quello dell'albergo quest'estate, ma non è niente di provato, capisce? Il villaggio turistico a sua volta dice, siccome ho le casette mobili distanziate una dall'altra, l'albergatore a sua volta fa i suoi ragionamenti, ma quello che conta è il ragionamento dell'utente finale, è il ragionamento del turista. E quello io sinceramente non riesco a mettermi nei panni di un turista,
Anche perché ho provato a interrogare me stesso come faccio di solito Mm. quando, perché non faccio eccezione io a tutto il resto della popolazione. Ho provato a interrogarmi anch'io dove mi sentirei più tranquillo, posto che se non apro l'albergo magari da qualche parte andrò. E non sono riuscito a rispondermi sinceramente. E Mm. in questo momento, ripeto, comunque il dato di fondo è che non abbiamo evidenza che ci sia un tentativo, come si dice, un'opzione privilegiata o prioritaria rispetto alle altre, anche perché, detto fra me e lei, in questo momento stanno arrivando disdette e non prenotazioni. Ecco, Quindi, esatto, questo è un altro aspetto, ci sono realtà che dicono, adesso non voglio sbagliare se fosse Jesolo anziché un'altra, che avevano ricevuto molte prenotazioni dagli stranieri tedeschi, avevano già solo il Jesolo, 7% in meno. Anche altre realtà hanno ricevuto prenotazioni dagli 7% in stranieri. meno, mi scusi, 7% in meno, mi scusi, i numeri. Il signore che ha detto che la cosa lì si è dimenticato 1-0, sono 70% di meno. Dopo, interpellato da me, non faccio nomi perché non è carino, interpellato, non da me, interpellato comunque, ha detto che si riferiva a una precisa, come si dice, struttura, una Ah, unica precisa struttura. Il ah. dato è 70% di disdette ovunque, Ah, ok, no, ovunque. no, perché appunto avevo queste indagini qui. Quindi, ma Se allora, fosse 7, se fosse 7 avrei aperto l'albergo la settimana scorsa, visto posto che noi tra l'altro non siamo chiusi. Attenzione. E poi l'altro problema è anche questo. Noi già è vero. abbiamo chiesto la dichiarazione dello stato di crisi. Mm. Perché l'abbiamo chiesta? In questo appoggiati dagli assessori regionali. Quindi gli hotel non sono Perché chiusi. no, no, gli alberghi non sono chiusi su base volontaria perché non ci sono clienti. Non sono stati chiusi per obbligo di legge come i negozi, come i ristoranti. No, gli alberghi potevano rimanere aperti. Peccato che senza turisti è chiaro che hanno chiuso tutti. Siamo a percentuali tipo 98% di chiusure, Sì. più o Ecco, meno, diciamo 95 su scala nazionale di alberghi. sì. Ma in questo periodo di... Allora, sì, prego, scusi, scusi. prego, Dica. No, no, prego, dica. prego. Allora, dicevo che nel rispetto, l'ho già detto, nel rispetto assoluto di tutte le altre categorie economiche, perché qui è piovuto ed è piovuto per tutti. Però mi corre l'obbligo di fare un ragionamento che è questo. L'industria, l'artigianato sono rimasti chiusi 2 mesi. Il presidente Carraro, e fa benissimo a dire questo, e fanno benissimo gli industriali a fare così, dice che ad agosto per recuperare si lavorerà, posto che, tra l'altro, la maggior parte dei dipendenti si è bruciata le ferie nel periodo di isolamento Covid. Quindi ad agosto lavoreranno, recupereranno quei 20 giorni, un mese, che faranno sì che la disgrazia per quei settori sia comunque una disgrazia, ma una disgrazia da un mese e mezzo. Mm. Per noi questa è una disgrazia da un anno, perché noi prevediamo il ritorno a una normalità, diciamo, non a flussi importanti come quelli che ci siamo lasciati alle spalle l'anno scorso, ma il ritorno alla normalità per il mese di marzo dell'anno prossimo. Quindi siamo il settore, adesso qui non si tratta di fare la gara a chi è più sfortunato. Sì. Noi insieme ad altri settori, ma noi siamo il più grosso, il 13% su scala nazionale e mi pare 18% su scala veneta di PIL. Quindi non è che siamo i musei, a me spiace moltissimo che i musei siano in crisi esattamente come noi, però i musei non danno neanche, tutti i musei d'Italia non danno l'occupazione che dà la spiaggia di Jesolo e soprattutto non generano l'economia che genera l'economia turistica. Questo deve essere un qualcosa che non interessa solo a noi albergatori o a noi pubblici esercizi o a noi villaggi turistici, è un qualcosa che deve interessare tutto il paese perché non si può dimenticare il 15% del PIL del paese e lasciarlo andare a remengo, mi lasci dire in Veneto, perché non si riesce a capire o si spera inconsciamente a Roma, perché ogni tanto sento delle sparate che palesemente c'è l'incapacità di comprendere questo fenomeno a Roma, ma sì dai, tanto a luglio siete tutti aperti, fate luglio, agosto, settembre, avete perso maggio e giugno. Le nostre previsioni, ma ripeto, non le mie previsioni, non sono Cassandra, le previsioni a livello italiano di tutti i nostri colleghi, ma posso anche dirle anche le previsioni dei colleghi stranieri, perché gli spagnoli la pensano esattamente in questo modo, i francesi idem, sono preoccupatissimi anche gli albergatori tedeschi, peraltro. Quindi
È un sentiment, diciamo, che gira per tutta l'Europa, è il sentiment di un anno preso e buttato nel cestino. Ecco, allora a fronte di questo, voi avete chiesto degli supporti ulteriori dal punto di vista economico anche per attrezzarvi per la sicurezza, per qualcosa dal governo, o è già previsto nel decreto liquidità? Guardi, noi purtroppo abbiamo fatto tutta una serie di richieste al governo, lei può ben immaginare la mattina dopo che è esplosa questa cosa. Sì. Le abbiamo limate, le abbiamo aggiustate in itinere, tarandole sempre di più su quello che era la situazione effettiva. Io vorrei ricordarle che qualunque azienda nostra ha fatto 3 scenari la prima settimana che è esploso il Covid, ai primi di marzo. Si è fatto i 3 scenari economici suoi, il migliore, il peggiore e l'intermedio. Ogni settimana che passava, il peggiore della settimana precedente diventava il migliore della settimana successiva. E non è una battuta, purtroppo. E avanti, 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 quindi in work in progress abbiamo sostanzialmente limato tutte queste richieste che sono sul tavolo del governo, ne sono a conoscenza tutti i parlamentari, ne sono a conoscenza tutte le giunte regionali, tutti gli stakeholder del nostro mondo sono a conoscenza delle nostre richieste. Ora, ci sono delle richieste, mi rendo conto, noi siamo il paese più indebitato del mondo civile. Mi rendo conto che si fa fatica ad andare dal Presidente del Consiglio a dirgli: guardate che noi abbiamo una carenza di liquidità assoluta, per cui abbiamo bisogno di contributi a fondo perduto. Ehi, a Mi rendo fondo conto. perduto. Esatto, brava. Adesso pare che nella nuova manovra, quella che verrà licenziata fra qualche giorno, ci siano una decina di miliardi di contributi a fondo perduto. Cosa vuole che siano 10 miliardi di contributo a fondo perduto per tutte le aziende, magari non solo per il turismo, ovviamente per tutti i settori economici? Cosa vuole che siano? Non è helicopter money, è mancia a tutti quanti. Se a me arrivano 500 euro di contributo, grazie tante, datelo a chi ha bisogno, non è questo quello che ci può servire. Il nostro mondo, ripeto, è un mondo che starà fermo un anno e avrà anche nel 2021 un anno abbastanza teso, diciamo. Quindi c'è nella scala antipaticissima da farsi delle disgrazie, noi probabilmente siamo nel primo scalino. Perfetto, io lo interrompo un attimo che siamo in pubblicità, poi andiamo nell'altra parte, quindi resti sempre con noi, restate anche con noi, voi telespettatori, riprendiamo tra poco.